Buonasera a tutti intanto. Sì, effettivamente questa purtroppo è la situazione normale che ci si trova e che solamente certi comuni devono fare di più, risparmiare dove è possibile, però anche risparmiare in maniera oculata. Ho visto ad esempio un volantino fatto dalla amministrazione comunale di Cinto Cammaggiore dove si esaltano i criteri di risparmio che sono entrati in vigore quest'anno con la nuova amministrazione. E effettivamente c'è stato un risparmio dovuto anche ad esempio ai sfalci dei fossi, dove per la prima volta dicono che è stato appaltato il lavoro dello sfalcio dei fossi, però io dico, attenzione, ci sono due maniere di fare i lavori, uno bene e uno un po' meno bene, per non usare altri termini. Allora di conseguenza risparmiare 5.000 euro poi alla fine rispetto alle passate amministrazioni dove i sfalci dei fossi venivano fatti sia in tutte e due le sponde e sul fondo del fosso, e eseguire adesso i lavori con uno sfalcio solamente sulla parte della strada o solamente la parte del fosso competente alla strada, non mi sembra che sia un taglio dei fossi, anzi è un peggioramento della cosa, perché tutta l'erba che viene tagliata si ferma sul fondo del fiume del fosso, scusate, e di conseguenza crea dei problemi di inondazioni quando dovesse succedere delle precipitazioni molto intense. Ecco, in questo senso è un tema sicuramente sentito anche per la fragilità del territorio, no? Un po' per tutto il portogruarese. Sì, effettivamente è vero anche questo. Infatti la vecchia amministrazione aveva fatto una carta del rischio idrologico con la protezione civile, e si erano iniziati a fare dei lavori appunto per ripristinare perlomeno a Cinto Cammaggiore quelle ripetitività di esondazioni che c'erano, e anche con ottimi risultati. Adesso probabilmente si usano altre strade, perché se per fare dei fossi devono pagare i confinanti di quei fossi, non credo sia la soluzione migliore. È giusto sicuramente che i fossi privati vengano gestiti dai privati e obbligarli a farlo questo, però certi lavori che sono di pubblica utilità non è giusto che venga pagato dal confinante. Bene, grazie a Paolo Fagotto del Gruppo per il Cambiamento di Cinto Cammaggiore.